Il libro che ho scelto si intitola L'occhio del lupo e io lo racconto attraverso i miei disegni. È un romanzo che mi ha regalato mia madre perché a me piace tutto quello che riguarda gli animali. I protagonisti di questo libro sono un lupo azzurro, molto solitario e con un solo occhio aperto, che è rinchiuso in uno zoo, ed un ragazzino di nome Africa. Io mi ritrovo molto nel lupo perché solitamente i lupi vivono in branco, invece questo lupo è solitario, un po' come me e anche come Africa. Mi è piaciuto molto che Africa si mette davanti alla gabbia del lupo e chiude un occhio anche lui per mettersi nei panni del lupo. In questo modo vedono il loro passato dentro l'occhio dell'altro. Un passato triste per entrambi. Guerra ed un lungo viaggio per Africa e cacciatore allontanamento della sua famiglia per il lupo azzurro. Alla fine però non si sentiranno più soli perché avranno trovato un amico l'uno verso l'altro ed entrambi riapriranno gli occhi grazie a questa nuova amicizia. È bellissimo trovare un amico che guardi dentro i tuoi occhi.